Allora, segretario, prego, riprende il filo del discorso. Sì, no, beh, insomma, sono un po' questi numeri ecco un messaggio, non è possibile che dobbiamo lavorare sempre con questo incubo di non andare in pensione, non è più vivere, ed emotiva tantissimo i lavoratori. È quello che lei diceva, dopo il 2050 uno dice vabbè, non lavoro più. No, no, ma è esattamente così. In effetti volevo semplicemente ripuntualizzare uno degli elementi che sono stati indicati un attimo fa dalla collega dell'Inca, quando gli diceva appunto le soglie minime. Proviamo a esplicitare un po' meglio per capirci. Quei lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il gennaio del 96, quindi che hanno tutto il sistema costruito solo ed esclusivamente sui contributi effettivamente versati, se cumulano, avendo 64 anni di età, 20 anni di contribuzione, un minimo di 20 anni di contribuzione, se la pensione calcolata in quel modo per questi 20 anni di contribuzione non è superiore a 1.600 euro, quindi stiamo parlando di una pensione medio-alta, quello lì in pensione non ci va. Cioè, nel senso che è un meccanismo, diciamo un po', diciamo così, sarebbe un meccanismo di garanzia per dire che ti mando in pensione ma devi avere un trattamento pensionistico sufficiente per garantirti una condizione di vita, eccetera, eccetera. E quindi che succede a quel lavoratore lì? Che a 64 anni in pensione non ci va, perché avendo lavorato pochi anni, diciamo non 20, 21, 22, 23, 25 anni, per la cosa che dicevo prima, e cioè perché la sua vita lavorativa è spesso intervallata da periodi di non lavoro, e quindi la precarietà, i contratti a termine, eccetera, eccetera. Per cui può rischiare che si trova a 64 anni senza avere 40 anni, 35, 40 anni di contributi, ma averne molti meno. Se questi anni lavorati, la sua pensione costruita col sistema contributivo, cioè costruita con i contributi effettivamente versati, non è pari o superiore a 1.600 euro, quello in pensione non ci va. E quindi deve lavorare fino ai 71 anni, che è un po' la cosa che provavo a dire prima, e cioè questa idea della pensione di garanzia per i giovani, cioè sapendo che il mercato del lavoro è fatto così e che quindi ormai insomma basta parlare con qualcuno, i nostri figli, i nostri nipoti, no? Chi è che a 20 anni ha da subito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato? Pochissimi, il più delle volte appunto sono rapporti di lavoro, spesso pagati pochissimo, ma al di là di questo saltuari, intermittenti, le cose più diverse. Allora è evidente che se tu non vuoi avere da qui a qualche anno una popolazione non solamente anziana ma anche povera, perché i trattamenti pensionistici sono quelli che abbiamo visto, e se continua quel trend che dicevo prima, per cui la base produttiva si riduce sempre di più e qui non ci sono i fondi per sostenere un qualsiasi sistema previdenziale e assistenziale, tu avrai di fronte un paese disperato. Cioè, la cosa che proviamo a dire a questo governo, a questo ma anche a quelli precedenti, bisogna cominciare a guardare più in là del nostro naso, non quello che succede domani mattina perché ci sono le elezioni europee, allora facciamo tutte quante le cose dobbiamo fare, bene, male, eccetera, che ci sono le elezioni europee. Dobbiamo guardare da qui a 10 anni, 15 anni, 20 anni quello che succederà, e quindi mettere in moto delle scelte, delle manovre di oggi che guardino alla società che avremo tra 15, 20, 30 anni, perché il dato Istat da questo punto di vista è gravissimo se dice che nel 2050 noi non avremo noi paesi non avremo la possibilità di sostenere il sistema previdenziale, non per capirci di avere gli aumenti adeguati rispetto all'inflazione, ma non avere proprio il sistema che sta in piedi, che è un'altra cosa. Allora bisognerebbe che le forze politiche cominciassero a ragionare da questo punto di vista, cioè non quello che succede domani non succede niente, è il dopodomani quello che preoccupa. Allora questi dati qua
che noi sappiamo siamo un po' rompiscatole a fare tutti i ragionamenti sui numeretti, le virgole eccetera, però insomma diciamo è la cosa che poi le persone che ci cercano ci chiedono di sapere esattamente qual è la loro posizione, e quindi dobbiamo dire tutti quanti i numeretti. Ma il punto vero è che qua, se non c'è una radicale inversione di tendenza e quindi si allarga la base produttiva, cioè si allarga il lavoro, se non c'è questa cosa qua, e lavoro stabile, e lavoro pagato dignitosamente, se non c'è un'inversione di tendenza da questo punto di vista, noi siamo destinati ad essere un paese che ha di fronte a sé il fallimento. Adesso non è necessario, come dice Elon Musk, fare 11 figli a testa, perché mi pare un po' tantino, insomma, ecco, poi bisogna avere come si anche i miliardi che ha lui per fare 11 figli. Però bisogna fare un ragionamento che allarghi la base occupazionale, perché il nostro sistema fiscale e previdenziale, quando dico fiscale, vuol dire ospedali, vuol dire scuola, vuol dire tutta la macchina amministrativa che è il nostro stato sociale, case di riposo, vuol dire quella roba lì, la fiscalità è quella roba lì, la contribuzione sui trattamenti pensionistici, tutto è costruito sul lavoro, e quindi se il lavoro non c'è o si riduce su un lavoro povero, di conseguenza non c'è i soldi per sostenere scuola, università, ricerca, eccetera, eccetera, e sistema previdenziale. Ecco, bisogna chiudere. Chiedo di mettere solo in onda velocissimi le sede dell'Inca per farsi verificare la pensione, e poi guarda, ci sono arrivati anche dei messaggi che dicevano che finalmente si riesce a capire qualche cosa in modo chiaro, senza discorsi di politica che non fanno comprendere nulla, però appunto, ecco, queste sono le sedi, recatevi alle sedi Inca oppure alle sedi SPCGL per farvi un quadro pensionistico più, come diceva il segretario, più attendibile possibile a quello che potrà essere quando decidete di andare in pensione, se siete anche al limite, se siete prossimi, perché se manca troppo tempo tutto può ancora essere rimescolato e rimesso in gioco. Vediamo l'ultimo messaggio che citavo gentilmente dalla regia, tanto che avete visto che ci sono sedi per ogni provincia, quindi basta cercarle e si possono trovare prenotando il proprio appuntamento. Meno male si parla di pensioni future in maniera chiara, senza mettere di mezzo la politici che urlano sempre e non si capisce niente. Allora, ci sono arrivati anche altri messaggi, non abbiamo modo di leggerlo. Grazie cari telespettatori, grazie allo SPCGL Cesaro di essere stato qui con noi, grazie all'Inca, Gloria Geromel che ci ha seguito e ci ha illustrato le varie tappe dalla sua sede. Grazie cari telespettatori, grazie di averci seguito, buon proseguimento, buone festività naturalmente, noi ci vediamo presto, continuate a seguirci, canale 19 vi terrà compagnia. Grazie.